ordine e tematiche differenti, esponenti di una visione forse critica verso il sistema. Ma a chi proventi di una vita di stenti, senti, prendi i provvedimenti altrimenti ti penti. E poi nasce il problema, è matematica in pratica, analizza i momenti, evita per la vita verità troppo evidenti, relativizza eventi anche in situazione estrema. Se non vuoi impedimenti nell'uscire dallo schema, è l'unico sistema dato ai fatti esistenti, la felicità norma dettata dai potenti di cui il denaro è emblema. E ma è materia statica, in pratica non c'è un solo teorema che traduca la verità in lessema. Cos'è la normalità? Cosa pensi sia successo alla storia dal progresso? Cosa ci succederà? Pensa alle possibilità, non c'è una sola verità. Cos'è la normalità? Cosa pensi sia successo alla storia dal progresso? Cosa ci succederà? Pensa alle possibilità, non c'è una sola verità. La normalità che si ha quando si sta l'uno con l'altro alla ricerca della felicità. Accettare una persona per quello che dà, che dimostra con l'istinto e la testa nella nostra società. Ma chi stabilisce come essere normali? Forse ci vogliono tutti uguali. Tra vari sentimenti vedi chiari gli sbalzi di umore, pensieri più veritieri di prolissi discorsi. Nel rumore di silenzi trascorsi, negli atteggiamenti nascosti intravedi la verità di una propria personalità. Un sorriso e benessere dell'anima, l'opera va in orbita dove non esistono ovvietà, mentre il mio bene si perpetua verso la meta, essendo in simbiosi con la metà della mia anima inquieta. Cos'è la normalità? Cosa pensi sia successo alla storia dal progresso? Cosa ci succederà? Pensa alle possibilità, non c'è una sola verità. Cos'è la normalità? Cosa pensi sia successo alla storia dal progresso? Cosa ci succederà? Pensa alle possibilità, non c'è una sola verità. Naturale, non modillata col cuore di pietra, un passo avanti dopo l'altro e mai si arretra. Ho coltivato la mia vita in una terra rata, arrivato su questo pianeta, chiamatemi eta beta. Realtà alterata si insinua in una linea continua, con lo stato d'animo si ravviva, con l'alternarsi del sole e la luna, e si annulla ogni lacuna. Dove la normalità? Nelle norme dei narcisi, nei pensieri condivisi, data la complessità del concetto tu non svisi, travisi la crisi volendo essere precisi. Non accetto il tuo rigetto per la biodiversità, non ammetto il fatto stesso che ci sia l'ostilità. Penso in modo sempre più intenso che l'unicità del senso sia la molteplicità